Mm. Mm. Oh, una bella scopata di prima mattina per non perdere le buone abitudini. Besame, besame mucho. La musica sia. Bonjour! Non spacca, perché non è tuo? Ah no, aspetta, è mio. Dell'uso! Dell'usen! Anzi, non dormito bene, più che bene. Ha appoggiato la testa, partita in pieno, Cioè, non credo di aver tenuto gli occhi belli per un minuto. C'è proprio zero. Idem, mi ha svegliato il sole. Mi sono parcheggiato apposta in vista nulla là. È meravigliosa questa vista qua. Sì, meglio dell'altra volta. Meglio l'altra volta. No, meglio questo Meglio dell'altra qua. volta. Hanno fatto bene a chiudere la strada. Bisogna cambiare, no? Eh sì, siamo andati a Tramonti. Sì, sono stata tante volte. Ecco, anch'io però non ho mai preso le zecche di là, quindi devo provare anche quelle zecche lì. Così le provo tutte. Esatto. Per sapere Qual è la migliore? più saporita. No, 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 non le mangio dopo, le butto via. Per capire come si attaccano, i colori, tutte quelle robe là. Poi divento esperto, Esatto. faccio lo zeccologo, ho l'esclusiva e faccio tanti soldi, hai capito? Dopo mi prendo il camper, quello compact che ho visto che si allunga il culo, 5 metri e... Quello che viene fuori anche di lato adesso. No, solo di quello che ho visto io, solo il culo. No, adesso anche di lato. Ah. Poi, quando tu ti fermi e viene fuori di tanto così, Ecco, accidenti. quello è 5 metri e 60. Ah. Però, siccome ha il gavone per la bici, è più corto del mio. Perché il mio è 5 metri e 40, ma ho anche il portabici che è 1 metro e... Sì, quindi il mio è più lungo. Ciao Però altra 5 zingana, metri e sì 60. vai, maniche curte, costume, bikini, non so, è prima mattina. Ma non devi far freddo. Ste robe del prima mattina. Andare a vedere. È che mi ha mandato la multa e sono saltate le cose, no? Hai preso, scusa, che non 85 all'ora sulla Romea, cazzo, 400 km di statale in mezzo ai campi, 85 all'ora. Io ho detto, ma stavo scaldando la macchina agli 85 all'ora, non potevo essere agli 85. Cioè, 140? No, perché devo prendermi le mie cosine, c'erano 180 euro, le tende e tutti i cazzi vari. 180 euro. Perché io mi ero messo, sì, non ho programmato proprio, però ogni mese compro una cosa, o una batteria, o questo, o quello, eccetera, multa più batteria motore che è saltata. Ma tu compri 130. già la tenda pronta o te la fa tua No, me la nonna? fa mia nonna. Devo fare la queste stoffa? e la stoffa, una roba grossa Ce l'hai così. No, 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 una roba grossa così. Così non ce l'ho per no. No, ma devo cercarle con calma, che volevo tipo tipo così mi erano belle. Vedi questo, come è fatto? Mhm. Che è Sì. rosso, arancione, Sì. no, più o meno. Così. Devo vedere senza fretta quando la trovo, perché se dopo succede che trovo quella che mi piace, cosa faccio io? Butto via le tende di nuovo e le rifaccio di nuovo e quindi sono soldi buttati. Sono soldi buttati. Per questo io No, aspetto sempre, infatti, perché anch'io dopo sono ricompro, così. hai capito? Sì. Non faccio più ste robe, basta. No, Anche i sedili del davanti, ce ne sono tanti, sono andato al Beps Proprio i dappertutto, sedili, sì. ce ne sono tantissimi. Sì. Ma se dopo trovo quelli che mi piacciono proprio perfetti, li compro un'altra volta. Lo so, Hai così li hai capito? spesi due Era sotto il volte. cuscino di Win. E allora sto aspettando per tutto. Quando arriva, arriva. Comunque se ho un po' di... perché io ricevo spesso stoffe così, stoffe nuove, belle, colorate, ho capito, te li porto Che la gente non guardi dentro più che non altro. veda dentro. Non mi interessa tanto
il freddo e il caldo, perché io ho gli oscuranti, Mhm. però sai, gli oscuranti hai un click qua e un click dall'altra parte, perché è troppo grande questo, e quindi devi andare da una parte, dopo andare di là, e dopo Invece con quello tiri poi là. quella tiri e via, cioè se devi smontare un attimo veloce e via. Come hai fatto tu cosa? L'acqua che hai il pedale? Sì. Come che hai fatto? Hai tu? No, tipo i bagni, Sì, esatto, tipo i bagni. adesso lo stanno mettendo anche nei camper quella roba, Sì. Sai perché è comodo? Perché tu quella hai... che risparmi di più. Esatto, con quella risparmi di più, perché ora che tu apri il rubinetto già scende l'acqua e hai sempre una mano che devi aprire, chiudere, Cioè, chiudere. anche se è il Invece- miscelatore, se ti stai lavando Sì. le mani sono sotto Sì, l'acqua, sì, quindi non infatti. sono libere le mani. Infatti, invece col pedale tu hai tac tac Mm. e costa 5 euro, 10 forse. Sì, anche a me avevano Non detto mi di mettere il ricordo. pedale, è che non... Devi avere lo spazio. Esatto, non volevo, tra virgolette, rubare spazio. La mia amica l'ha messo a ginocchio, Anche, sai così, tipo il anziché... pulsante. Ah, Sì. pressione. Sì, cioè sempre col pedale identico, solo che lo usa col ginocchio. Perché l'ha attaccato qua, io ce l'ho per terra e lo uso così e lei lo usa così, col ginocchio, perché anche lei non aveva lo spazio per terra. Siccome io ce l'ho infilato nel mobiletto, devo entrare col piede, allora i cani possono passare e non succede niente. Però Ah, sì. lei non ce l'aveva, allora quando i cani passavano si partiva l'acqua. E allora l'ha messo così, a ginocchio. Volevo portarmi il cavalletto, ma lo porto dopo, dai. Sono andato a fare il giro. Devi prendere l'uccellino, che stronza che sei. Tanto cane malvagio. Sei tanto un cane malvagio, sai? L'uccellino volevi prendere. C'è la corrente! Cane! C'è la corrente! Hai freddo? Che sei andata in acqua? Hai voluto fare la figa? Adesso hai freddo. Corri, cammina, fa qualcosa. No? Ecco, adesso è andato un po' via il sole, quindi andiamo un po' dentro. Op! E ci scaldiamo un po', anche perché il Barabau ha detto io vado in acqua, io faccio la figa e dopo... Eccoci tornati alla base. Adesso metto il cane un po' dentro che ha freddo, povero bestio, vero cane?
Che vita di merda. Non riesco. Ciao vento! Guardiamo. Brava. Ma no, dai, lascia stare. Tanto Sì, diamo un occhio. no. Magari troviamo anche soldi. Ah beh, ok. Shut up and sit down. Stupendo, cazzo. Guarda il mio cane pericoloso, cane pericoloso, che guida pericolosa.